Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Grazie. L'allenatore dell'Arezzo Cristian Bucchi ha parlato a Terzo Tempo Calcio Napoli, speciale di Maro, programma trasmesso da Televomero, una giornata da ricordare, per noi, come per tanti altri ragazzi. Oggi abbiamo avuto un grande onore e ringraziamo il Napoli per aver giocato contro i campioni d'Italia. È stato un sogno per molti giocatori anche del 2007 e del 2008. La partita era un amichevole, quindi va presa per quello che è. Il Napoli è molto pieno, con tante assenze. Noi siamo stati un po' più brillanti, ci hanno fatto soffrire molto e siamo stati anche fortunati. Prendiamola per quello che è, un amichevole. Gli azzurri nella mia vita? Ce ne sono tanti. Ho vissuto la prima parte della storia del Napoli, la squadra della rinascita. Sono arrivato dopo la Serie C, il primo anno in cui abbiamo vinto la Serie B. Sono molto orgoglioso di far parte di questo percorso. Vedere il Napoli vincere scudetti e partecipare alla Champions League oggi mi riempie di orgoglio. Mi rimarrà per sempre. De Bruyne ha una personalità sensazionale. Tu lo si vede dal riscaldamento prima di entrare in campo al modo in cui parla con i compagni. Dà l'impressione di un campione ed è anche molto modesto. Vederlo in campo mi è sembrato una luce. Cosa auguro al Napoli? Data la superstizione che abbiamo, posso solo dire al Napoli che può perseguire i suoi obiettivi. Credo che l'allenatore abbia le idee chiare sul percorso e le qualità per raggiungerli. Penso che sia una squadra con qualità e carattere, sa soffrire, e questo è importante. Metti mi piace al video così YouTube ti notificherà dei prossimi video. Grazie. Continua. Il centrocampista dell'Arezzo Jacopo Dezzi ha parlato con Nicer dopo la vittoria in amichevole contro il Napoli. Ecco cosa ha riportato Napoli Magazine. È stata una grande emozione per me tornare a Di Maro, dove ho trascorso tanti ritiri con il Napoli. Sono anche diventato tifoso, quindi è stata un'emozione speciale per me. A prescindere dal risultato, volevamo giocare bene contro i campioni d'Italia, ma volevamo dimostrare quello che vuole il mister. Non sono io a giudicare il Napoli. Saranno stati stanchi, ma era la prima settimana di ritiro e sono molto forti. L'obiettivo stagionale dell'Arezzo? Migliorare rispetto all'anno scorso. Il nostro obiettivo è migliorare e vincere. Come avere Anguissa e Lobotka dall'altra parte? Queste sono le partite che un giocatore sogna da bambino. Giocare contro campioni di questo calibro. Volevamo fare bella figura. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!